signori, siamo di nuovo in Piemonte! Chi ci segue su Instagram probabilmente Lo sa già. poi ha dovuto subire tutta questa attesa per sapere dove saremmo andati. Ed eccoci, Già. Questa volta abbiamo preso casa vicino a Vigliana e oggi è il nostro primo giorno, ci stiamo facendo, giro esplorativo, sì, esplorazione, dove ci va, andiamo. Cantastorie Magellano. E ora siamo al piccolo lago di Avigliana, che è dolcissimo, carino, Pieno di ranocchie. bellissimo. Mi ha dato proprio un senso di pace, perché dopo la strada ero stanca, agitata, no? È bellissimo, solo che oggi è sabato, quindi sicuramente è più affollato del solito e abbiamo già un sacco di piani di venire qua a fare la brace, perché c'è modo di fare la Sono brace, è 4-5 gratis. barbecue di pietra, Sì, tutti sì, liberi. Sì. Non abbiamo la bellissimo. griglia però, quindi pensavamo di usare magari la Troveremo griglia un del modo, forno. certo. Andiamo a fare la spesa, mattino col carrellino. Sì. Allora, dall'ultimo video sono passati quanti giorni? 2 giorni. Siamo riusciti a andare anche in qualche posticino, sono successe un po' di cose e quindi ora siamo di nuovo al supermercato, abbiamo rifatto la spesa perché l'altra volta l'abbiamo fatta poca e vediamo cosa ci possiamo cucinare di interessante questa sera. Racconta come si chiama l'olio che ho comprato. L'olio che hai comprato come si chiama? Ah, buono! Speriamo che sia buono. Speriamo che sia buono. Amore, guarda che si vede che l'hai già bevuto. Dai, allora, com'è questo tè? Com'è? Al fico d'India. Al fico d'India. Assaggiamo per la primissima Primissima volta, mi raccomando. Ciao Rete, va bene? Allora, è tutto buono a parte il figo d'India. Amore, Guarda, è un tè perfetto se non ci fosse il figo d'India. ma davvero? Ops, ci ha mandato per le campagne. Già. Questa mattina siamo stati tutto il tempo a fare le ricerche, a scrivere i testi per nuovi video, per le nostre prossime avventure. Diciamo che sto scrivendo anch'io ora perché di solito scrive sempre Matteo, quindi il prossimo video sarà anche un mio esordio. E ora stiamo cercando il parcheggio per andare a vedere un santuario bellissimo, solo che è un po' difficile perché tra i campi, stradine sono strette, quindi facciamo un po' così, velocemente ce ne andiamo. Campo di patate. Noi abbiamo preso alloggio vicino Giaveno, una cittadina meravigliosa, e oggi abbiamo deciso di fare un giro qui nei dintorni. Abbiamo trovato questo santuario bellissimo, il santuario del Busson.
La costruzione del santuario della Madonna del Bussone risale al XVII secolo e dal nome possiamo capire che è sicuramente collegata ad una leggenda. In effetti, si racconta che dopo una dura giornata di lavoro nei campi, un contadino scorgesse in un cespuglio l'immagine della Madonna. Decise di portarsi il ritratto a casa appendendolo sopra il proprio letto, ma il mattino dopo non ci fu nessuna traccia dell'immagine sacra. Tanti furono i tentativi dell'uomo di riportare il ritratto che ogni volta ritornava inspiegabilmente proprio su quel cespuglio. Così, con l'aiuto della parrocchia, si decise di costruire un santuario in quel punto e il nome Bussone deriva dal bussun, ovvero arbusto in dialetto locale. Se venite a visitare questo luogo, il nostro consiglio è di parcheggiare la macchina proprio davanti alla sbarra del santuario. Questo perché se continuate dritto la strada si dirama in due ed entrambe le stradine sono molto strette e non vi è possibilità di parcheggio. Il problema dei parcheggi furbi è poi riuscire ad uscirne, Dai, siamo fuori. Continua su Borgata Cascina Canonici per 1 chilometro. A Larisa piace tanto questa strada, ma se arriva un'altra macchina nel senso opposto io non lo so dove andiamo, sinceramente. Per campi no, difficile. ma è carinissima, in mezzo ai campi. Bellissima, sì sì. E poi? A me piace. Allora tu bevi te. Che volete che vi facciamo pubblicità? No.